E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui i 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Trieste ha vinto 83-72 contro Cantù e di nuovo Serie A1. A un anno dalla retrocessione, a un anno da quel momento così difficile, questo abbraccio a centrocampo sigilla una stagione incredibile, dei playoff straordinari, 8-0 prima della sconfitta in gara 3 e poi questa ultima partita, questo sogno che diventa realtà, questa Trieste che dimostra di saper soffrire, di avere talento e di battere un grande avversario come Cantù. Ed ora è il momento della festa, degli abbracci. Magnifico, magnifico per noi, per questa gente, per questa maglia. Meritiamo di godere. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi, al nostro gruppo, alla nostra squadra, a chi ci è stato vicino nei momenti difficili. E per voi questa vittoria. La tua esperienza ha portato tanto. Ognuno ha portato qualcosa, un mattoncino, ma questa è una meraviglia del signor Michael Arcieri. Grande Ferrero, grandissimo. È il momento del Barba Villera che ne ha messi 20, è il momento di Michele Ruzier, il condottiero di questa squadra, è il momento del leader massimo Justin Reyes, è il momento del baffo di Romance di Candussi, è il momento di Stefano Bossi, il primo a crederci, è il momento di Leo Menalo, arrivato in corsa ma anche lui fondamentale, è il momento di Lai Brooks, l'uomo del derby, di quel canestro all'ultimo secondo, è il momento di Capitan De Angeli, cuore del gruppo, insieme a Ferrero e a tutti gli altri, perché Trieste vola, Trieste è tornata in Serie A1 ed ora i coriandoli rossi baciano il parquet di Valmaura in un tripudio di colori, di festa, di abbracci. Trieste torna nella serie che gli spetta ed ora è pronta ad alzare la coppa. Andiamo da Candussi, Candussi grandissimo, anche oggi grandissima prestazione, c'è stato quel qualcosa in più rispetto all'altra gara, complimenti. Sì, ci siamo guardati allo specchio, abbiamo bisogno di fare due cose, le abbiamo fatte al massimo e allora adesso siamo qua a festeggiare con tutti i ragazzi. E via con la fresca Bavisela che incomincia a soffiare. Se ponente sulla vela e sei un gusto a bordisar, la canzone simbolo della triestinità, la marinaresca e la sciarpata del Palatrieste a suggellare la grande impresa della squadra di Jamie Christian. Sotto la curva a ricevere l'applauso dei tifosi che hanno sofferto tantissimo nel corso della scorsa stagione e che ora ritrovano l'entusiasmo e l'orgoglio anche per una cordata americana, il Cotonia Sports Group, che ha creduto e investito su Trieste e nonostante la retrocessione ha reinvestito e riportato i biancorossi alla massima serie. Sul parquet anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga a festeggiare insieme ai biancorossi, insieme a Michael Arcieri, il GM arrivato da Varese come il miglior general manager della Serie A1, che ha tenuto botta nei momenti difficili, ha costruito una grande squadra e ha avuto ragione lui alla fine, in tutto e per tutto. Siamo pronti per iniziare le premiazioni. Iniziano le premiazioni perché viene assegnato il trofeo ma anche l'MVP. Prima di tutti arriverà il miglior realizzatore della partita che verrà premiato con un premio speciale. Responsabile marketing di Lega Nazionale. Arriva dunque il premio e l'uomo designato è già evidente in il barba Giovanni Vildera, il pistolero Old Wild West di gara 4
20 punti nella gara 4 decisiva, e così veramente è pronto, gli manca solo un cavallo per fare il cowboy. La barba c'è, l'atteggiamento anche, il pistolero Giovanni Vildera, il Barba. Una grandissima vittoria, ve lo siete davvero meritato. Non so cosa dire, con tutta la merda che ci siamo presi tutto l'anno, dopo una gara 3 di merda, davanti a questo pubblico incredibile. Hai fatto tantissimi punti oggi, avete riscattato anche la precedente partita. Non so cosa dire, so quello di aver vinto, contentissimo. A chi dedichi la vittoria? A mio papà. Pronto il presidente della regione Massimiliano Fedriga per premiare l'MVP di queste finali. Massimiliano Fedriga, il presidente. Ho una certa idea, Venezia Giulia, e l'MVP della finale è Michele Ruzier, l'MVP della finale, il triestino, il playmaker, l'anima di questa squadra, MVP di queste finali promozione, da un triestino a un triestino, da Fedriga a Ruzier, l'MVP di queste finali, il suo marchio su questa serie. Michele Ruzier, pugno alzato verso i tifosi, una dedica alla città e alla squadra. Presidente, una grandissima soddisfazione, Trieste vola davvero. Sì, ma poi devo dire che si è fermata una squadra, non è stata una casualità. Si è vista nei playoff, si è visto col Cantù, una squadra che ha saputo trovarsi, gestire e risultare decisamente superiore alle concorrenti. E di nuovo Serie A1, un grandissimo risultato anche per la regione E obiettivamente. adesso la sfida al prossimo anno. Sono orgoglioso ovviamente che da quest'anno la regione è sponsor di Basket Trieste, continueremo questa avventura insieme anche il prossimo anno in A1. Ecco gli assistant coach della pallacanestro Trieste, Carretto, Nanni, Schlitzer e coach Jamion Christian. Premiato lo staff tecnico. Arriva Brooks, il folletto americano, uno dei più continui in questa stagione. Leo Menalo, l'addizione per i playoff è stato importante. Giancarlo Ferrero, un grandissimo uomo, il mancino, prima che un grande giocatore. Il Barba Vildera. E poi ancora il baffo di Romans Di Sonzo, Francesco Candussi, che da 5 è diventato 4 per scagliare le sue triple. Ed ecco i ragazzi del vivaio, Denny Camporeale e poi Luca Campogrande. Non ha giocato questa finale, ma è un giocatore che è stato importante in tante occasioni. L'MVP delle finali, Michele Ruzier. E poi ancora per Trieste arriva Superman, Babyface o come volete chiamarlo, il giocatore di riferimento di questa squadra. Matteo Rolli ha giocato alcuni scampoli di partita, ha fatto molto bene ed ha aiutato la squadra in allenamento. Ariel Filloi, eccolo qua, da Cordova. Arriva Stefano Bossi, l'altro playmaker triestino, una delle altre anime della squadra. Pronto il capitano, pronto De Angeli, ha dovuto soffrire l'anno scorso per la retrocessione da capitano, torna da capitano qui al centro del Pala Trieste, pronto ad alzare la coppa. E quindi il popolo bianco-rosso, siete pronti? È il momento che tutti sognavamo, è il momento della consegna del trofeo e del ritorno in A1. Trieste torna nella massima serie, nell'urlo del Pala Trieste. Grazie grande come una casa a Enzo Iannacone che vi ha fatto godere di queste immagini. C'è ancora tempo però per un ultimo momento. Il taglio della retina, Michele Ruzier, forbici in mano, l'uomo triestino doc che già nato nella pallacanestro Trieste
c'era già in A2 qualche anno fa quando le cose erano più difficili, è tornato in A1 dopo una grande carriera che l'ha portato anche in casa Virtus Bologna, e questa volta è lui con le forbici in mano a tagliare la retina della partita. Lo aveva fatto Andrea Coronica nell'ultima promozione in A1 in maglia Alma, un altro triestino, un altro leader, ma qui stiamo parlando di un giocatore diverso, un uomo che tra assist, canestri, leadership, giocate e inventiva ha veramente trascinato la squadra. È tutto pronto e la retina sta per cadere, è il sogno della 1, ora è veramente realtà. Festeggiamento, in festa, giocatori in festa con tutta la squadra, con tutti i tifosi, con tutti quelli che sono venuti al palazzetto. Capitan De Angeli con la coppa in mano, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Guarda il palazzetto, è tutto per voi. Penso che ce lo siamo meritato, siamo un gruppo irripetibile, è la nostra promozione, la promozione dei sacrifici di chi non si arrende mai quando nessuno ci credeva, e quindi è indimenticabile, irripetibile tutto questo. Che cosa è scattato rispetto all'altro match? Qui non siete mai andati in confusione, alla fine di ogni quarto eravate in vantaggio. Sapevamo che non volevamo tornare a Cantù, mentre alla terza, grande merito a loro, ma noi eravamo un po' la città invisibile, così eravamo convinti di farcela. Siamo stati un po' distratti, oggi non potevamo permettercelo, siamo stati secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento perfetti. Complimenti. Grazie. Quanto bella è sta coppa? È inspiegabile, ragazzi, non ci rendiamo conto di quello che è appena successo. Vincere in casa con questo pubblico davanti alla nostra città è una cosa inspiegabile. Veramente l'ultima volta che era successo era più di 20 anni fa. Vincere in casa così è indescrivibile, ci renderemo conto appena tra qualche mese, tra qualche giorno, perché è impossibile adesso. Una buona festa, complimenti. È una festa che adesso ci siamo meritati dopo un anno incredibile dal punto di vista delle emozioni, ed è per noi fantastico. Non so veramente come spiegare. Da triestino, con Lodo, con Michele, con Candu che è il mio fratello, è una cosa inspiegabile. Michele, posso così? Devi fare così. MVP, una partita oggi totalmente in controllo, non avete sbagliato nulla, in vantaggio su tutti i quarti, alla fine di tutti i quarti. Sono arrivati sigari. Questo è importante. No, partita super da parte di tutti, veramente un'intensità in difesa, rimbalzo pazzesca. Contenti, molto contenti. Dani, che soddisfazione, tu hai vissuto un'esperienza simile anni fa, adesso la vivi in mezzo alla squadra come dirigente, ecco, che cosa provi in questo momento, che ricordi hai in testa? No, quello è stato bellissimo, ma questo è eccezionale. Ho avuto la possibilità di vederlo da un'altra prospettiva e tutti quelli che hanno lavorato per questa squadra, con questa squadra, si meritano questo momento qua. Eleanor Roosevelt aveva fatto alla Sorbona questo grande speech dicendo che il credito va a chi è veramente nell'arena, no?
chi sbaglia, chi si sbuccia le ginocchia, chi è sporco di fango. E quindi credito a queste donne e questi uomini, ai ragazzi in spogliatoio, al coach, al suo staff, al general manager, a tutte le persone che lavorano, perché hanno fatto un lavoro straordinario, anche quando magari le cose erano un po' più difficili, e spero che questo possa dare la possibilità a tutti noi di rimanere uniti anche nei momenti quelli un po' più difficili. Buongiorno e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Apparentemente nessuna falla nello scafo. Così l'armatore della motonave Audace Pierfilippo Vidali, il giorno dopo l'incidente 5 miglia a largo di Grado, in cui l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento, tutti i passeggeri sono stati tratti poi in salvo. Intanto Assoutenti ha diramato una nota in cui chiede alla PT di Gorizia l'apertura di un tavolo per i risarcimenti a favore dei passeggeri. Dopo il rischio affondamento 5 miglia al largo di Grado, la paura e lo shock per i 76 passeggeri più i membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pierfilippo Vidali che garantiva il collegamento Grado-Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri, trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, non è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto. Da un primo esame non capisco, poi chiaramente dall'esterno, sai, da distante è difficile fare un'analisi. Bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente. Chiaramente è strano perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente. Intanto sul caso interviene Assoutenti che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che i 76 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave. L'Associazione dei Consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web. Allora arriva anche un comunicato ufficiale della PT di Gorizia che gestisce il servizio. Il presidente Caterina Belletti, che vedrete in queste immagini, e il direttore generale Luca Di Benedetto formalizzeranno in tempi brevi denuncia all'autorità giudiziaria competente per avere piena contezza della natura del sinistro, tenuto conto che una prima analisi effettuata sullo scafo non emergono squarci, come anticipato poco fa da Tele4 con l'armatore Vidali. Squarci insomma compatibili con la sommersione
persone non risultano evidenti. E quanto scrive APT SPA Gorizia, integrando una nota diffusa a seguito delle prime verifiche sulla motonave Audace che ieri mattina appunto ha lanciato il Mayday a largo di Grado. C'è anche una precisazione, poi modificheremo anche i nostri servizi. A bordo c'erano 85 persone, 81 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, tutti in salvo, quindi non 76 ma 81 passeggeri più i 4 dell'equipaggio. La motonave è stata rimorchiata, come sappiamo, al porto di San Giorgio di Nogaro. Ci spostiamo a Mortegliano per un incendio che ha interessato la ditta Serra Metal questa mattina, colonna di fumo visibile in tutte le direzioni. Un incendio divampato questa mattina alla Serra Metal di Mortegliano, in provincia di Udine, che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche e della carpenteria sia leggera sia pesante. Per cause al vaglio dei carabinieri, le fiamme, che sembrano essersi originate da un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico piazzato sul tetto, hanno interessato solo parzialmente le strutture produttive. Non si registrano feriti, anche se sul posto sono stati inviati precauzionalmente i mezzi di soccorso. Hanno operato alcuni equipaggi dei Vigili del Fuoco e del Comando Provinciale di Udine e dei distaccamenti di Codroipo e Cividale, con il supporto di un'autobotte giunta dal Comando di Gorizia. L'intervento è durato per tutta la mattinata, ma l'incendio appare sotto controllo. La colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza in tutte le direzioni. Ancora una fumata nera nella vertenza Varsila, ma i sindacati guardano con ottimismo il prossimo incontro del 21 giugno, nel quale ci sarà la definizione del tema stipendi e incentivi per i lavoratori. Le ultime nel servizio di Laura Buccarella. La trattativa è serrata sul nodo stipendi e indennizi. Nella vertenza Varsila, nuova fumata nera. Negli incontri di ieri con i vertici della multinazionale e dell'acquirente MSC, i sindacati hanno respinto la proposta di incentivo a indennizzare i lavoratori in quanto giudicata insufficiente. Ma sulla controproposta presentata dagli stessi sindacati, l'azienda si è impegnata a rispondere al prossimo incontro del 21 giugno. C'è dunque il moderato ottimismo di poter giungere a una soluzione proprio fra una settimana. Con MSC le distanze importanti sono ancora sul tema del salario, su quella parte di accordi consolidati che fanno parte della busta paga dei lavoratori di Varsila e che sono la storia degli accordi di quel sito produttivo sui quali insomma c'è stata una proposta ma che ancora reputiamo non sufficiente a poter, come dire, chiudere una partita. Dall'altra parte a Varsila avevamo chiesto di mettere mano degli incentivi perché insomma i lavoratori che transiteranno in MSC, magari anche qualche lavoratore che dovesse scegliere percorsi diversi, insomma dovranno transare sul proprio passato. Varsila ieri si è presentata con un'offerta talmente bassa insomma che non è potuta essere stata presa in considerazione. C'è un piano industriale, c'è l'assorbimento di tutti i lavoratori, quindi su questo sicuramente non abbiamo niente da ridire. È chiaro che per storia anche della grandi motori in poi, da fabbrica macchine eccetera, c'è quindi i lavoratori, le loro storie giustamente secondo noi deve essere avvalorata in qualche maniera. È una fase comunque impegnativa in cui giustamente si mette tutto in campo, c'è una certa discussione però ritengo che le parti stiano andando verso una soluzione condivisa. Allora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, al telefono l'ispettore capo Gurdner. Quali novità? Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Novità particolari non ce ne sono, a parte la chiusura di via Stuparic nel tratto finale tra Canova e via Rossetti per un intervento a Cegas, rete elettrica, che durerà qualche giorno. Ricordo sempre le riprese cinema in Lazaretto Vecchio fra l'1 e il 7, abbiamo rimosso alcuni veicoli. L'arrivo della nave, quindi l'inibizione e la sosta sulle rive. Per quanto riguarda la nostra festa del corpo, il 162esimo anniversario, tutto il Colle di San Giusto è tappezzato di divieti, quindi attenzione che i veicoli là. Ci sono i lavori in Galleria Carso con la chiusura in direzione Venezia fino alle ore 6 dalle 22 della notte, e nell'altra direttrice proseguono le chiusure fino al giorno 22 di giugno. Altre cose direi che per oggi non ce ne sono.
Benissimo, benissimo. Allora, apriamo la pagina dedicata alla promozione della Pallacanestro Trieste. Stasera Tele4 dedica una serata tutta ai biancorossi. Ora è 21:10, speciale promozioni con i cori, la festa in campo, l'abbraccio dei tifosi, quello che è successo negli spogliatoi, in sala stampa, insomma, di tutto e di più. 21:10 su Tele4, lo speciale, e poi la partita, la gara 4 decisiva vinta con Cantù. Andiamo con il primo servizio che ci racconta i minuti finali e la festa sul parquet. E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui i 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Trieste ha vinto 83-72 contro Cantù e di nuovo Serie A1. A un anno dalla retrocessione, a un anno da quel momento così difficile, questo abbraccio a centrocampo sigilla una stagione incredibile. Magnifico, magnifico per noi, per questa gente, per questa maglia. Meritiamo di godere. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi, al nostro gruppo, alla nostra squadra, a chi ci è stato vicino nei momenti difficili. E per voi questa vittoria. La tua esperienza ha portato tanto. Ognuno ha portato qualcosa, un mattoncino, ma questa è una meraviglia del signor Michael Arcieri. C'è stato quel qualcosa in più rispetto all'altra gara, complimenti. Sì, siamo guardati allo specchio, abbiamo bisogno di fare due cose, le abbiamo fatte al massimo e allora adesso siamo qua a festeggiare con tutti i ragazzi. Il Barba, Giovanni Vildera, il pistolero Old Wild West di gara 4, 20 punti nella gara 4 decisiva, e così veramente una grandissima vittoria, ve lo siete davvero meritato. Non so cosa dire, con tutta la merda che ci siamo presi tutto l'anno, dopo una gara 3 di merda, davanti a questo pubblico incredibile. Hai fatto tantissimi punti oggi, avete riscattato anche la precedente partita. Non so cosa dire, sono quello di aver vinto, contentissimo. A chi dedichi la vittoria? A mio papà. Michele Ruzier, l'MVP della finale, il triestino, il playmaker, l'anima di questa squadra, MVP di queste finali promozione, da un triestino a un triestino, da Fedriga a Ruzier, l'MVP di queste finali, il suo marchio su questa serie. Michele Ruzier, pugno alzato verso i tifosi, una dedica alla città e alla squadra. Presidente, una grandissima soddisfazione, Trieste vola davvero. Sì, ma poi devo dire che si è fermata una squadra, non è stata una casualità. Si è vista nei playoff, si è visto col Cantù, una squadra che ha saputo trovarsi, gestire e risultare decisamente superiore alle concorrenti. E di nuovo Serie A1, un grandissimo risultato anche per la regione obiettivamente. E adesso la sfida al prossimo anno, sono orgoglioso ovviamente che da quest'anno la regione è sponsor di Basket Trieste, continueremo questa avventura insieme anche il prossimo anno in A1. E poi gli altri momenti di festeggiamento, innanzitutto la coppa sollevata al cielo, l'abbraccio dei tifosi, tutti a cantare sotto la curva, e poi spumante, champagne, no, prosecco a fiumi negli spogliatoi. È il momento che tutti sognavamo, è il momento della consegna del trofeo e del ritorno in A1. Trieste torna nella massima serie, nell'urlo del Palatrieste. C'è ancora tempo però per un ultimo momento. Il taglio della retina, Michele Ruzier, forbici in mano, l'uomo triestino doc che già nato nella Pallacanestro Trieste, c'era già in A2 qualche anno fa quando le cose erano più difficili, è tornato in A1 dopo una grande carriera che l'ha portato anche in casa Virtus Bologna, e questa volta è lui
con le forbici in mano a tagliare la retina della partita. Lo aveva fatto Andrea Coronica nell'ultima promozione in A1 in maglia Alma, un altro triestino, un altro leader, ma qui stiamo parlando di un giocatore diverso, un uomo che tra assist, canestri, leadership, giocate e inventiva ha veramente trascinato la squadra. È tutto pronto e la retina sta per cadere, è il sogno della 1, ora è veramente realtà. Guarda il palazzetto, è tutto per voi. Penso che ce lo siamo meritato. Siamo un gruppo ripetibile, è la nostra promozione, la promozione dei sacrifici di chi non si arrende mai quando nessuno ci credeva, e quindi è indimenticabile, irripetibile tutto questo. È inspiegabile, ragazzi, non ci rendiamo conto di quello che è appena successo. Vincere in casa con questo pubblico davanti alla nostra città è una cosa inspiegabile. Veramente l'ultima volta che era successo era più di 20 anni fa. Vincere in casa così è indescrivibile, ci renderemo conto appena tra qualche mese. Michele, Posso così? devi fare così. MVP, una partita oggi totalmente in controllo, non avete sbagliato nulla, in vantaggio su tutti i quarti, alla fine di tutti i quarti. Sono arrivati sigari. Questo è importante. No, partita super da parte di tutti, veramente un'intensità in difesa, rimbalzo pazzesca, contenti, molto contenti. Allora, vi ricordo, potrete rivedere tutto questa sera alle 21:10, tutto lo speciale lungo, 35 minuti circa, con anche la sala stampa e poi la partita integrale. Appunto, ci sarebbe stata anche una partita vinta da Trieste per 83-72, ho fatto la telecronaca ma quasi quasi anch'io il risultato ormai me lo sono dimenticato a livello numerico, perché poi ha prevalso la festa. Gli highlights. Ruzier, l'uscita di Reyes che riceve, fronteggia Young, su di lui si prende il tiro da 3 punti, Reyes che apre così le marcature di Trieste. In anticipo Valdirossi cercato e trovato su Vildera, svitamento, tiro, la perfezione tecnica, si prende le vie centrali, poi va ancora da Ruzier, 5 secondi, deve tirare a questo punto, vede Vildera, schiacciata, Biman e sguardo verso la curva nord, riceve lui contro Nikolic, avversario difficile, ottimo marcatore, ottimo difensore. Reyes però va contro Young, dentro, rovesciato per Brooks che va a canestro. Grande spazio per il tiro, Nikolic dall'altra parte batte Reyes fino in fondo, appoggiata Ruzier. Il blocco a favorire l'uscita di Brooks che si libera e prende il tiro da 3 punti. Reyes lo serve, inventerà qualcosa per vie centrali, penetrazione, appoggia al vetro. Superman c'è. Filoi però va dagli 8 metri al tiro. Trieste 18, Cantù 10. Barnes pronto per il blocco, Iggy se ne va solo, scarica nell'angolo da Young che prende un tiro piazzato e lo segna. Rimessa di Iggy, dall'altra parte c'è Bucarelli, riceve Cesane, va il tiro immediato da 3 punti. 22-20. Michele Ruzier nell'angolo, Brooks libero, Reyes apertissimo al tiro, lo sbaglia. Brutto errore questo, poi Brooks la recupera in qualche modo, Vildera appoggiata ed esplode il palla Trieste. 7 secondi, c'è poco spazio. Ruzier, Michelino, il che significa tanta energia in più rispetto ai diretti avversari che di cambi in grado di reggere l'urto ne hanno davvero pochi. Michele Ruzier,
la prima tripla, la seconda tripla, il messaggio di Michele, 31-22. C'è Michele Rouzier, gli lascia il pallone, il blocco di Vildera, prova ad andare Michele fino in fondo a scaricare per Vildera, il semigancio del Barba. Trieste, massimo vantaggio, 33-22. 7 secondi, c'è pochissimo tempo, Rouzier deve prendersi la tripla, la segna, e il terzo bolide di Michelino Rouzier. Trieste 40, Cantù 28. Poi Ichi va a sbattere contro Rouzier, indietro per Nikolic che poi prende il centro area fuori per Young che segna. Ichi dall'altra parte tra due uomini, fuori Young ancora nell'angolo della sua mattonella, 2 tiri, 2 triple. Michele ad andare in penetrazione, lo scarico per Vildera, l'appoggiata, il reverse, il Barba ne tira fuori un'altra dal cilindro e poi va sotto la curva. Ancora Rouzier ad uscire dopo un probabile fallo di Verdini, ha spazio Rouzier fino in fondo, la moto, l'ha accesa e ha messo pure la quinta Michele. Tocco, Ichi, penetrazione, lo scarico nell'angolo, Verdini piedi per terra, 58-45. Riceve Ferrero nell'angolo, Brooks che va fino in fondo, scarica per Candussi che trova lo spazio. Velo di Candussi che poi se ne va impitturato, Filloi fuori, Candussi ha spazio per la tripla, il baffo di Romance, 70-51, più 19 Trieste. Pallimano per Bucarelli che cerca Young, persa. E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Bene, questa sera lo speciale, vi ricordo ancora 21:10, 21:10 Tele4 speciale promozione. Pubblicità e torniamo. Bentrovati su Tele4, sempre più giovani in Friuli Venezia Giulia scelgono il servizio civile, è un contributo importante alla società, ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Riccardi. Come potete vedere, 10 anni di servizio civile in Friuli Venezia Giulia, l'impatto dell'esperienza sulla vita dei giovani è il titolo del seminario tenutosi stamattina nell'auditorium dell'ITIS di Trieste. Al centro il report 2013-2023 dell'attività di servizio civile che ha visto in prima linea i tanti giovani che in questi anni hanno dato il loro contributo. Oggi sicuramente ci sarà una riflessione importante su questi 10 anni di lavoro che dà risposte sul piano della tenuta sociale, un lavoro sempre più indispensabile davanti a fenomeni di tensione che viviamo nella società, sia per quanto riguarda l'area dei giovani, con una relazione importante nelle scuole e anche in tutta quella che è la dinamica legata agli anziani relativa all'invecchiamento attivo. Quindi sicuramente un lavoro molto prezioso che vede questa regione in posizioni anche importanti, con una crescita anche di giovani che decidono di dedicarsi al servizio civile. Siamo arrivati circa a oltre 700 persone impegnate. Centro sportivo della Triestina in zona Montedoro, ieri è stato presentato il progetto Amugia. Dal 16 maggio è stato avviato il percorso amministrativo in partenariato pubblico-privato presentato oggi, che rappresenta il primo passo per la realizzazione del centro sportivo della Triestina nel territorio comunale di Muggia. Il club Rosso Labardato ha presentato la manifestazione di interesse per la creazione dell'impianto sul terreno, circa 7 ettari più un'ampia zona boschiva che non verrà intaccata ma anzi valorizzata, sito in località Montedoro. Le fasi della procedura passano attraverso un percorso urbanistico, quindi con un'evidenza pubblica per capire chi potrebbe essere in grado di soddisfare le richieste come da regolamento. Il progetto, oggi ancora in fase di realizzazione, porterà a una serie di campi di calcio, tra i 3 e i 5, più altre strutture che possano completare un'offerta sportiva sia per la Triestina che per altre società di Muggia e dintorni. C'è una manifestazione di interesse da parte della Triestina a fare un centro sportivo nel comune di Muggia. Hanno già individuato ovviamente il terreno, avendolo opzionato, e il comune ha già risposto che ovviamente è favorevole a determinate condizioni, ovviamente che ci siano anche delle ricadenze
ricadute sul territorio dal punto di vista del coinvolgimento delle società sportive del territorio o anche della popolazione stessa, e per cui da questo momento, anzi dal 16 maggio, è iniziato questo iter che poi avrà un percorso urbanistico dove verrà coinvolta sperabilmente anche la Regione con le conferenze di servizi e con tutte le procedure che dovrebbero chiudersi entro ottobre di quest'anno. Un'operazione dal valore di circa 14 milioni di euro che secondo le stime vedrà i suoi frutti concreti nel giro di un paio d'anni. L'investimento è sicuramente importante, avrà bisogno di tempi di attuazione medio-lunghi, anche se vedo che le cose si stanno sviluppando molto velocemente, quindi l'obiettivo nella mia testa, ma anche per quanto riguarda dal punto di vista tecnico, di partire, cioè di riuscire ad avere magari i primi campi in una prima fase fra 2 anni. Ricordo che attualmente ci stiamo allenando al Grezzar, non abbiamo campi per il settore giovanile, o meglio, dobbiamo comunque muoverci sempre nel territorio. Quindi un grande progetto che arriva dopo tanti anni di sogni e desideri dei tifosi. Il terreno si presenta ampio ma con caratteristiche orografiche particolari, avendo una serie di dislivelli che renderanno laboriose le operazioni di cantiere. Oltre ai campi potrebbero trovare spazio una clinica, una foresteria e ulteriori servizi. Non possiamo che essere soddisfatti come amministrazione di questo progetto, perché senz'altro riteniamo una cosa importantissima per il nostro territorio, per una crescita soprattutto dello sport, del calcio in particolare, con l'augurio che la crescita avvenga da entrambi e che si riesca in una collaborazione che porti vantaggi a tutti per il futuro. Allora, poi il fronte più prettamente calcistico, confermata l'amichevole estiva tradizionale di Auronzo con la Lazio, ma a Rocco potrebbe addirittura arrivare il brasiliano Neymar per un amichevole. Sentiamo Gulotta. La grande ambizione del precampionato rosso-labardato è quella di vedere Neymar calcare il prato dello Stadio Rocco, un obiettivo difficile ma non impossibile per lo staff della Triestina che oggi, per voce dell'amministratore delegato Sebastiano Stella, ha illustrato, seppur con molti punti di domanda da risolvere, il programma estivo delle amichevoli che la Triestina affronterà prima di incominciare il campionato di Serie C. Se ormai contro la Lazio, ora allenata da Marco Baroni, è appuntamento consolidato sotto le 3 cime di Lavaredo, formazioni come Sheffield United, squadra della Serie A inglese, e Al Hilal rappresentano un inedito per gli amichevoli dell'Unione, ma il nome che porterebbe grande folla allo stadio è proprio quello di Neymar da Silva Santos Jr., noto semplicemente come Neymar, l'asso brasiliano dall'anno scorso accasatosi all'Al Hilal in Arabia Saudita. La partita con la Lazio si giocherà, anche se per noi è sempre un pochino troppo presto, però si giocherà per tradizione e perché è bello farla. Poi stiamo cercando di organizzare altri 2 amichevoli, uno con lo Sheffield United che vorremmo giocare a Rocco e la seconda con la squadra ovviamente è in fase di, stiamo cercando appunto di vedere se riusciamo a farla accadere con la squadra di Neymar e l'Al. Questi sono grazie ai contatti di sempre Alex Menta, stiamo cercando anche la collaborazione magari del comune, alcuni sponsor per portare la squadra della Serie A loro qui con Neymar. Quindi questo è l'obiettivo. In attesa di Neymar a Rocco, stasera 21:10 Tele4 speciale promozione della Pallacanestro Trieste. Restate con noi, restate su Tele4.